o nell'altro si fa la stagione estiva. Parliamo di economia, chiamato da Vincenzo Boccia, neopresidente di Confindustria il Veronese. Giulio Pedrollo ha risposto ed è il nuovo vicepresidente. Nella squadra di Boccia il Veneto conta, dice Matteo Zoppas. Milva Andrioli. C'è un Veneto che conta nella stanza dei bottoni di Confindustria, è Giulio Pedrollo, attuale numero 1 degli industriali scaligeri, che il neopresidente Vincenzo Boccia ha chiamato nel board come suo vice con delega alle politiche industriali. Plaude alla composizione della nuova squadra del dopo Squinzi Matteo Zoppas, con gli associati di Verona, Venezia, Vicenza e Rovigo, è stato fra gli sponsor di Boccia. Pedrollo rappresenta comunque una testa pensante importante per il Veneto, è una persona che calza pienamente con il ruolo di politica industriale che gli è stato assegnato, è una persona che sa pensare avanti, che sa sicuramente mettere la voce giusta e la parola giusta al posto giusto, soprattutto per quanto riguarderà le strategie di politica industriale future. Soprattutto perché la crisi economica continua. La crisi economica continua, ci sono elementi molto importanti da discutere, c'è molta carne al fuoco, non solo politica industriale, ma c'è bisogno che ci sia una guida. A preoccupare gli industriali del nord-est quel muro al valico del Brennero che l'Austria vuole tirar su contro gli immigrati. Zoppas non guarda la questione politica, tantomeno diplomatica, ma i conti non tornano e i costi aumenteranno. L'imposizione di un muro è un elemento negativo perché comunque rallenta un'economia. Sappiamo che circa tra i 30 e i 40 milioni di tonnellate di merce passano per il Brennero. La CGIA di Mestre ha stimato circa un 10% di aumento di costi inerenti ai trasporti che passerebbero per questo valico. È chiaro che queste sono delle penalizzazioni importanti.